di Zaia, 1 migliaio in più tra medici e infermieri per combattere il coronavirus. Ci sono anche pensionati rientrati in servizio e a breve la produzione veneta di mascherine. Piano Spisal per la sicurezza nelle aziende e piano tamponi per individuare i positivi. L'ULSS 3 Serenissima dal via alle azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus. Continuano nel veneziano i controlli e le denunce delle forze dell'ordine a chi non rispetta i limiti agli spostamenti imposti dal decreto anticoronavirus. Il centro di documentazione sulla criminalità organizzata del Veneto sarà dedicato a Francesco Pavone, l'ex procuratore positivo al virus scomparso ieri all'ospedale di Mestre. I limiti alla circolazione per contenere l'epidemia sono in vigore da diversi giorni, ma il livello di inquinamento dell'aria non ha ancora registrato il calo che molti si aspettavano. Giampiero Antonini del sindacato SGB Cub di Venezia denuncia la pessima situazione dei bus ACTV per Pellestrina dedicati agli operatori delle case di riposo al Lido di Venezia. Anche a Portogruaro l'appello a rimanere a casa non è stato seguito da tutti, tanto da spingere il sindaco Maria Teresa Senatore a lanciare un appello alle famiglie perché rimangano a casa. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. In apertura partiamo dai numeri perché c'è il report pomeridiano dei contagi da coronavirus in Veneto. Eccolo qua, quota 2.923 contagiati, 219 casi in più rispetto al rapporto di questa mattina diffuso dalla Regione Veneto. 8.658 sono gli isolati a livello domiciliare. La provincia di Venezia registra un incremento di 24 casi, siamo a 402, ci sono stati purtroppo anche dei decessi, più 9 rispetto alla mattinata, addirittura più 9 e c'è stato anche un caso che ha riguardato l'ospedale di Mestre e in cui i decessi sono a questo punto saliti a 8. Questo dunque il report per quanto riguarda la serata. Intanto il punto sull'assunzione di nuovi operatori sanitari da una parte e sui controlli nelle aziende dall'altro è quello che ha fatto questa mattina il governatore del Veneto all'unità di crisi di Marghera, ma anche ha comunicato il via, come annunciato ieri, ai nuovi tamponi e oggi appunto anche altri i temi trattati. Sentiamo il primo servizio. Noi siamo stati allevati con un detto qui in Veneto, no? Tutto ciò che non strozza ingrassa. E penso che calzi a pennello, anche se il mondo della scienza rabbrividisce davanti a queste frasi, penso che un tampone non faccia mai male a nessuno e che comunque con un tampone si possano anche salvare delle vite. 13.000 nuovi tamponi, la strategia della regione è già partita. D'altro canto, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, l'OMS ha confermato occorrono test per arginare i positivi asintomatici. Regione che per far fronte all'emergenza sta già impegnando a bilancio qualcosa come 50 milioni di euro, dall'acquisto di nuovi respiratori all'assunzione di centinaia di operatori sanitari. L'ultimo bando che ha fatto Azienda Zero per cercare di reclutare più personale possibile ha dato questo risultato: 196 medici, 23 pensionanti, 62 abilitati, 53 medici specialisti, 58 specializzandi e 290 persone del comparto. Il totale di operatori medici più personale del comparto che finora quindi hanno risposto al bando regionale, l'ultimo che è stato emanato dall'Azienda Zero, è di 486 persone, che sono oltre, chiaramente lo specifichiamo, ai 525 che avevamo già autorizzato. 1 migliaio di nuovi operatori quindi. Quanto ai dispositivi di protezione, alle mascherine, a breve sarà presentata la soluzione escogitata diciamo a chilometro zero. Penso ce ne vogliono almeno 150.000 al giorno, almeno, e nei prossimi giorni presenteremo un'operazione che stiamo costruendo da una settimana per dar modo ai veneti di avere qualcosa da mettersi insomma davanti alla bocca. Prego. Cosa significa che saranno prodotti in Veneto? Made in Veneto. Ma vi dirò di più, anche mascherine chirurgiche made in Veneto. Siamo riusciti a mettere in fila anche una produzione di mascherine chirurgiche. Partiti anche i controlli degli ispettori Spisal nelle aziende che per contenere il diffondersi del contagio sono chiamate a fare la propria parte. Il primo giro di controlli ci porta a dire che abbiamo controllato già 60 aziende in tutte le ULSS, aziende sostanzialmente grandi e anche medio-grandi,
e stiamo redigendo proprio una lista delle aziende. Oggi sono ancora fuori, lo faranno tutti i giorni. Penso che questo sia doveroso nel rispetto dei lavoratori. Penso che un centinaio di aziende le possiamo fare al giorno. Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare in maniera pulita e serena rispetto al totale, magari il fatto che si disattende totalmente il rispetto delle regole, ce lo dica. Non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, ci mancherebbe, sono la linfa vitale della nostra società, ma è pur vero che le aziende senza lavoratori che si ammalino oppure che muoiano non sono più le stesse aziende di prima. Quindi nell'interesse collettivo i lavoratori in azienda o sono tutelati o le aziende è bene che chiudano. Abbiamo trovato assolutamente aziende che usano dispositivi e cercano come si può dire, al massimo di rispettare le indicazioni e quindi i 13 punti previsti. Ma Zaia è tornato a parlare anche di restrizioni e poi di riapertura delle scuole e dell'ordinanza dell'Alto Adige di allontanamento dei non residenti, veneti compresi. Ho già espresso la mia idea che comunque le misure debbano essere rinnovate e anche inasprite. Mi riferisco alle passeggiate del sabato e della domenica che abbiamo visto che esito purtroppo hanno avuto, e mi riferisco anche al fatto che di domenica bisogna chiudere tutto, anche i supermercati. Luca Zaia lo ripete, le restrizioni non solo non vanno allentate ma vanno rese ancora più severe. Occorre remare tutti nella stessa direzione e farlo con impegno, ma questo non significa diventare respingenti verso qualcuno. Il riferimento è all'Alto Adige, che ha emesso un'ordinanza di allontanamento di turisti e non residenti. Il Veneto è aperto ai turisti e non manderà mai via nessuno dalle case di villeggiatura. Che questo sia chiaro, perché io non firmerò mai un provvedimento di questo genere. A meno che non accada che l'emergenza sanitaria sia tale per cui non ci sono più medici per garantire le attività anche a questi cittadini. Ma non esiste che in Veneto dico a qualcuno che si trova sull'altopiano di Asiago, piuttosto che a Jesolo, o in Polesine, o il lago di Garda, o da qualche altra parte, che deve farsi le valigie e tornarsene a casa sua. Per noi gli ospiti sono sacri e restano sacri fino alla fine. Punto. Zaia risponde così quando gli si chiede se pensa che l'anno scolastico ripartirà il 3 aprile. La scuola, se la condizione è quella di oggi, secondo me va mantenuta chiusa. Non esita a definire una guerra quella che si sta combattendo. Zaia non vuole sentir parlare di decremento, seppur lieve, dei contagi. Non diffondete notizie positive. Di certo io non le diffondo, il modello noi lo conosciamo, non lo diffondiamo perché creerebbe solo angoscia e non è giusto, e anche perché siamo convinti fino in fondo che alla fine vinceremo noi, non vincerà il modello. Però diffondere oggi informazioni di natura tranquillizzante non ci aiuta per nulla, ma non è una strategia, è la verità. Parla ai soggetti più deboli il governatore. Un particolare appello lo faccio agli anziani di organizzare la loro vita con una sorta di isolamento fiduciario volontario, il che significa che ormai, e ringrazio in molti supermercati, in molte rivendite alimentari che portano la spesa a casa, questo è il sistema migliore per non aver guai con il coronavirus. Perché dell'immunità di gregge all'inglese Zaia non vuole neanche sentir parlare. Siccome per me, e finché ci siamo noi, i cittadini non sono un numero, ma hanno un nome e cognome, hanno una storia di vita, e soprattutto gli anziani hanno fatto grande questo territorio e hanno fatto grande il Veneto, hanno diritto ad essere rispettati fino in fondo. E si vergognino quelli che dicono alla fine muoiono solo un po' di anziani. Nella lotta al coronavirus l'ULSS 3 Serenissima ha dato il via a 2 importanti piani di intervento, quello dei tamponi e quello della sicurezza in azienda. Sono stati spiegati questa mattina durante una videoconferenza. Secondo quanto indicato dalla Regione Veneto, l'ULSS 3 Serenissima intraprende 2 importanti azioni nel contrasto alla diffusione del coronavirus. La prima è il piano Spisa, avviato lunedì, affidato al servizio prevenzione, igiene e sicurezza ambienti di lavoro. Siamo andati nel territorio attraverso i nostri servizi Spisa per verificare come vengono applicate le norme sul coronavirus a tutela dei lavoratori, a tutela della comunità. Abbiamo fatto ieri un
Abbiamo visitato ieri 9 aziende, abbiamo cominciato dalle aziende più importanti, quelli con maggiori dipendenti, e abbiamo analizzato anche delle aziende da cui ci provenivano alcune segnalazioni. I controlli sono stati direi sufficienti, positivi, nel senso che non abbiamo evidenziato alcuna inosservanza, abbiamo dato invece numerosi suggerimenti su azioni di miglioramento. In questa fase i servizi cercano di sviluppare quelle che sono attività di educazione sanitaria in primis, non vanno a sanzionare le imprese ma ad accompagnarle nel percorso più idoneo per attualizzare le misure di igiene e di sanità negli ambienti di lavoro in tema di coronavirus. L'altro piano importante è il cosiddetto piano tamponi. Va ad affiancarsi a quello che stiamo già facendo con i soggetti positivi. È un piano che riguarda in particolare i dipendenti dell'azienda sanitaria e le persone che sono convenzionate con l'azienda sanitaria. Quindi da una parte andremo a controllare, a screenare tutti i nostri dipendenti, medici, infermieri, operatori sociosanitari, amministrativi, e dall'altra andremo a offrire il tampone ai medici di medicina generale, ai medici della continuità assistenziale, la guardia medica, agli specialisti e ai farmacisti e a coloro che lavorano anche nelle parafarmacie, e poi andremo nelle strutture per anziani a dare questa opportunità di fare il tampone ai dipendenti di queste strutture. Un'azione importante che riguarda ben 11.133 operatori dell'ambito sanitario. I controlli dei sanitari degli ospedali e del territorio avverranno parallelamente. Sul territorio saranno i medici predisposti a spostarsi con unità mobili, mentre nell'area ospedaliera i test saranno effettuati in primo luogo a quei sanitari che operano in reparti e realtà con maggior contatto con pazienti affetti da coronavirus. Ricordo che l'azienda sanitaria veneziana ha già potuto screenare ben 889 persone, con un risultato di tamponi positivi che riguardano 46 persone, il 5,2%, e quindi con questi tamponi abbiamo screenato ben il 12% della nostra popolazione, come dire, sanitaria, dei nostri collaboratori. Intanto cambia l'autocertificazione per gli spostamenti nel territorio nazionale. Oltre a continuare a dichiarare il motivo dello spostamento, quindi lavoro, necessità, motivi medici o rientro al domicilio, da oggi ogni cittadino deve anche dichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo in caso sia stato sottoposto al tampone per il Covid-19. La nuova voce si è resa necessaria perché molte persone sottoposte al regime di quarantena sono state trovate fuori casa. Attenzione, perché chi viola l'obbligo di quarantena rischia fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia. E continuano appunto nel veneziano anche i controlli e le denunce delle forze dell'ordine nei confronti di chi non rispetta i limiti agli spostamenti imposti dal decreto anticoronavirus. Nella città metropolitana di Venezia continuano i controlli dei carabinieri su disposizione del prefetto per verificare il rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio da Covid-19. In particolare, i controlli a Portogruaro, Martellago, Mirano, Marghera e Spinea hanno portato a diverse denunce ad altrettante persone fermate lontane da casa senza un valido motivo. A Spinea, in particolare, è stato anche denunciato un ambulante 56enne italiano trovato a vendere generi non di prima necessità. Ora rischia anche la revoca della licenza. Ad Annone Veneto, invece, è stata denunciata una persona sottoposta a isolamento domiciliare in via cautelare. Nonostante il divieto di uscire di casa, è stata sorpresa mentre entrava in una tabaccheria. A Fiesso d'Artico, una 26enne è stata trovata in possesso di circa 9 grammi di eroina. Fermata al volante della propria auto, aveva falsamente dichiarato di andare a lavorare al supermercato. Dopo la denuncia per lo stupefacente sono arrivate quindi anche quelle per violazione degli obblighi imposti dal decreto anticoronavirus e per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Al di là del coronavirus, durante i controlli a Mestre è stato denunciato anche uno straniero non in regola con la normativa sull'immigrazione, in possesso di marijuana e di un coltello, che stava danneggiando delle automobili in sosta in via Piave. E all'indomani della morte dell'ex procuratore Francesco Saverio Pavone, la notizia che il centro di ricerche sulle mafie di Dolo sarà dedicato proprio a lui.
A un mese dalla sua inaugurazione, il Centro di Inchiesta e Documentazione sulla Criminalità Organizzata del Veneto, a Dolo, sarà dedicato a Francesco Saverio Pavone, l'ex procuratore di Belluno, scomparso ieri all'ospedale di Mestre all'età di 76 anni, dopo 15 giorni nel reparto di terapia intensiva. Era affetto da gravi patologie polmonari ed era risultato positivo al coronavirus, che ha aggravato le sue condizioni. Pavone si è occupato per decenni delle inchieste sulla mala del Brent, è stato lui a sconfiggerla attraverso molti ostacoli. Faceva parte del comitato scientifico del centro di inchiesta, alla cui inaugurazione aveva preso parte lo scorso 17 febbraio. È la perdita di un amico e di un magistrato di grande valore, ha ricordato il presidente del centro. Una perdita irreparabile che sottrae alla comunità una fonte di conoscenza fondamentale sulle mafie del nord-est. Di origine pugliese, Pavone è nato a Taranto nel 1944. Entrò nel sistema giudiziario come cancelliere, prima di vincere il concorso in magistratura, e poi assegnato alla pretura circondariale di Mestre nel 1989. Nel 1993 divenne giudice istruttore. Ora cambiamo tema, perché i limiti alla circolazione che sono in vigore da diversi giorni non hanno ancora prodotto l'atteso calo del livello di inquinamento che in molti si aspettavano. La riduzione del traffico per l'emergenza coronavirus non ha ridotto drasticamente la presenza di polveri sottili in Veneto. Certo, l'aria è più pulita di prima, ma nonostante dal 25 febbraio il bollettino ARPAV attesti allerta zero in tutta la regione, le centraline di rilevamento non hanno registrato valori di inquinamento bassi quanto ci si sarebbe potuto aspettare. I motivi sono diversi. Il primo, meteorologico. Dall'8 al 13 marzo, ad esempio, fa sapere l'ARPAV, nel pieno delle misure restrittive, si sono avuti alcuni giorni di parziale stagnazione degli inquinanti e in tutta la regione si è addirittura registrato un accumulo con aumento dei livelli di PM10 fino a concentrazioni oltre il limite giornaliero. Ciò non significa però, puntualizzano da Legambiente, che il traffico debba essere scagionato. Fino adesso, a marzo, ci sono stati 3 superamenti. Nello stesso periodo, da 1 marzo ad oggi, negli anni scorsi i superamenti erano il triplo, se non di più. Quindi è evidente che la riduzione del traffico ha inciso sulla diminuzione dell'inquinamento da PM10. I 3 sforamenti, dice Passi, riguardano nello specifico Padova, ma sono generalizzabili al Veneto. Il traffico impatta principalmente sulle emissioni di ossidi di azoto e bisogna considerare che una percentuale significativa del PM10, rimarca l'ARPAV, viene emessa principalmente dal settore del riscaldamento civile. Il traffico resta, quando non ci sono limitazioni del traffico, una delle principali cause dell'inquinamento da PM10, come testimoniano gli studi dell'ARPA, che il PM10 per sua natura si accumula nell'aria quando c'è l'alta pressione, quindi giorno dopo giorno il PM10 aumenta fino a che non arriva a una bassa pressione, vento o pioggia che lo disperde. E ora andiamo al video amatoriale realizzato dal sindacato SGB di Venezia, che denuncia il servizio di trasporto ACTV. Sentiamo perché. Giampiero Antonini del sindacato SGB Cub di Venezia denuncia tramite un video realizzato con il cellulare la pessima situazione, dice, del servizio ACTV per Pellestrina dedicato agli operatori delle case di riposo al Lido di Venezia. Non può il signor Seno, scrive il sindacato in una nota, dire che si forniscono un tot di corse al giorno che costano tot come scusante di una riduzione dei servizi che non hanno giustificazione. Tra l'altro, continua, quei lavoratori prestano un servizio indispensabile e vanno tutelati. È almeno dal 22 febbraio, continua Antonini, che abbiamo posto la necessità di avere risposte a fronte dell'emergenza coronavirus senza avere riscontro, neppure ai suggerimenti posti ripetutamente dalla scrivente. Ecco perché il sindacato avverte dell'intenzione di dare il via a un esposto producendo documentazione adeguata sul silenzio di ACTV. Non ultima la richiesta ignorata di rivedere il piano di valutazione rischi come previsto dai recenti decreti governativi per le modalità di eseguire la manutenzione dei mezzi, in particolar modo nei cantieri navali di ACTV. Il sindacato di polizia intanto chiede al presidente Zaia di effettuare con urgenza i tamponi agli agenti che lavorano in strada. Abbiamo deciso di scrivere al presidente Zaia
cercando di sensibilizzarlo affinché il tampone on the road sia fatto preventivamente agli appartenenti alle forze dell'ordine. Nel ringraziare il governatore per come sta affrontando l'emergenza coronavirus, il sindacato di polizia ha deciso di scrivere per chiedere che i tamponi vengano effettuati con urgenza anche agli agenti in servizio su strada, al fine di isolare eventuali positivi per salvaguardare la funzionalità di interi uffici. Ben venga il tampone on the road, ma chiediamo appunto a Zaia dia priorità alle categorie più a rischio e alle categorie che sono necessarie per il buon andamento della vita civile, chiaramente personale sanitario e forze dell'ordine. Ci stiamo riferendo in particolar modo ai colleghi delle volanti, ai colleghi della polizia stradale, alle pattuglie della Polfer che stanno ovviamente controllando i viaggiatori che sono in transito nelle stazioni ferroviarie, ai colleghi del reparto prevenzione crimine di Padova, del reparto mobile di Padova, a tutti quei colleghi insomma che sono impegnati quotidianamente, giorno e notte, su strada. Non possiamo appunto rischiare che ci sia qualche positivo nei nostri uffici, che come normale conseguenza sarebbe quello di mettere in quarantena moltissimi poliziotti e quindi vanificare il lavoro e il controllo su strada. Concludo dicendo: Presidente Zaia, abbiamo fiducia in te, vieni ad aiutarci, abbiamo bisogno di quei tamponi. Anche a Portogruaro l'appello a rimanere a casa non è stato seguito da tutti, tanto da spingere il sindaco Maria Teresa Senatore a lanciare un appello alle famiglie perché osservino le norme. Gruppi di famiglie a spasso assieme o nei parchi, che non tutti abbiano resistito al richiamo di una bella giornata e non ascoltato la raccomandazione di restare a casa per contenere il rischio contagio da coronavirus è accaduto anche a Portogruaro. Ma limitare le uscite non solo è un obbligo imposto da un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui infrazione sta producendo migliaia di denunce in tutta Italia. Evita anche di esporsi a pericoli di carattere sanitario. Il coronavirus è molto pericoloso e può provocare danni anche a bambini molto piccoli. Ricordiamo che le regole vanno rispettate. Si può prendere una boccata d'aria in giardino per chi ce l'ha, per chi abita in appartamento si può rimanere nelle immediate vicinanze dell'appartamento, della propria abitazione, ma assolutamente non possiamo passeggiare con altri papà e con altre mamme e con altri bambini. L'appello del sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, indirizzato alle giovani mamme e papà e poi esteso a tutti i concittadini. Le regole vanno rispettate. Oltretutto, più le si rispetta, più si aumentano le possibilità che passino presto. È bello andare a passeggiare al sole, è bellissimo vedere bambini giocare, ma in questo momento non ce lo possiamo permettere. Aspettiamo, cerchiamo di avere un po' di pazienza e tutti insieme ce la faremo a rivedere nuovamente i nostri parchi con tanti bambini giocare e tante belle famiglie che insieme guardano al futuro. Su queste parole noi ci fermiamo, grazie per essere stati con noi, io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione e dunque bel tempo con temperature in costante aumento sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 18 marzo. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà infatti decisamente soleggiato dappertutto con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Vediamo anche le temperature minime comprese tra 3 e 6 gradi, massime molto miti e comprese tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole prevalente, solo con qualche addensamento sui settori montuosi al pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime invece sui 19-20 gradi. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime invece sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.